Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben ritrovati agli spettatori di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. Oggi, lunedì 6 luglio 2026, apriamo da Milano, dove un uomo è stato accoltellato davanti a un bar e l'aggressore avrebbe detto «Appena esco lo rifaccio». Sicurezza e certezza della pena tornano al centro. Alla Camera arriva l'urgenza sulla stretta per acquisto e revoca della cittadinanza, mentre Parlamento e Governo vanno avanti sulle intese per l'autonomia di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Poi infrastrutture. Salvini rilancia il ponte sullo Stretto e ricorda gli investimenti sulle opere idriche contro la propaganda dei no. A Montecatini il caso del centro islamico porta la Lega a chiedere regole chiare, Costituzione e leggi italiane prima di tutto. Infine, la visita di Salvini in Serbia tra cooperazione, trasporti e sviluppo. Questi i titoli, ora entriamo nel vivo del nostro giornale. Milano, accoltellare mi diverte. Salvini, se esci lo rifai? Non uscire più. A Milano un uomo è stato colpito con una ventina di fendenti davanti a un bar in via Capecelatro. L'aggressore, un 22enne, secondo l'ANSA, avrebbe agito alle spalle, senza conoscere la vittima, armato di coltello e con il volto coperto. Fermato dal padre dell'uomo ferito e da alcuni clienti, avrebbe detto agli agenti «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Davanti a parole così non servono attenuanti narrative. Serve uno Stato che protegga i cittadini per bene. Matteo Salvini ha commentato «Che non esca più dal carcere allora. Se uno promette di rifarlo, lo Stato deve impedirglielo». Cittadinanza, arriva la stretta. La Camera è questione urgente. Alla Camera arriva la dichiarazione d'urgenza sulla proposta di legge che riguarda acquisto e revoca della cittadinanza. Non è un dettaglio tecnico. Dietro quella parola c'è una domanda decisiva, cioè che cosa significa appartenere all'Italia. Per la sinistra, la cittadinanza diventa spesso un timbro da distribuire, una scorciatoia burocratica, una bandierina ideologica sull'immigrazione. Ma una nazione seria non funziona così. La cittadinanza non è un automatismo, è appartenenza, responsabilità, rispetto delle regole. Il Parlamento può rimettere ordine. Prima identità nazionale, legalità e rispetto dell'Italia. Autonomia, si va avanti. Intese con le regioni, al lavoro Camera e Senato. Camera e Senato tornano a lavorare sugli schemi di intesa tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per attribuire ulteriori forme di autonomia. È una battaglia storica della Lega. Più poteri ai territori, più responsabilità, meno centralismo romano. Chi governa bene deve poter correre. Chi conosce i bisogni di cittadini, imprese e famiglie deve decidere vicino alla realtà, senza aspettare il timbro centrale. La sinistra la racconta come una minaccia, ma teme il confronto con i territori che funzionano. L'autonomia non divide l'Italia, divide responsabilità e burocrazia. Non c'è solo il ponte. Oltre 730 cantieri per infrastrutture idriche. Matteo Salvini torna sul ponte sullo Stretto e smonta la solita propaganda. Realizzarlo non significa rinunciare alle altre opere. In un'intervista rilanciata dal Quotidiano del Sud, il ministro ricorda 733 interventi sulle infrastrutture idriche, finanziati con risorse nazionali o comunitarie, per quasi 6 miliardi di euro. A questi si aggiungono interventi in progettazione o in partenza per circa 1,6 miliardi. Da una parte c'è il partito del no, che mette il ponte contro l'acqua e un cantiere contro l'altro. Dall'altra c'è chi mette in fila opere, reti, bacini, collegamenti, lavoro e sviluppo. Il ponte non cancella l'Italia. La collega. Centro islamico? Prima la legge. La Costituzione viene prima dell'Islam. Il caso Montecatini diventa nazionale.
La Lega ha raccolto circa 1700 firme contro l'ipotesi di un centro culturale islamico e Salvini annuncia una proposta di legge. Prima di autorizzare nuove strutture, serve un accordo scritto con lo Stato italiano e il riconoscimento della sovranità della Costituzione, del diritto civile e penale. Il punto non è negare la libertà religiosa, ma impedire zone grigie. In Italia ciascuno può pregare, ma nessuno può costruire comunità parallele o spazi sottratti allo Stato. La linea è chiara: reciprocità, legalità, trasparenza. Prima le leggi italiane e la Costituzione. Salvini, viaggio in Serbia. Ecco la diplomazia delle opere. Matteo Salvini è in Serbia per una visita ufficiale di 2 giorni. A Belgrado è previsto l'incontro con il presidente Aleksandar Vučić. L'obiettivo, spiegano fonti di governo riprese da Agenzia Nova, è rafforzare la cooperazione tra Italia e Serbia su infrastrutture, trasporti e sviluppo economico. È una notizia concreta. L'Italia torna a muoversi nei Balcani non con prediche da convegno, ma con dossier reali: collegamenti, logistica, imprese, cantieri, lavoro. Il rapporto con i Balcani significa interesse nazionale, sicurezza, commercio e rotte europee. Salvini porta lì la linea dell'MIT: meno parole, più infrastrutture, meno ideologia, più sviluppo. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Germania, motore in panne. Il mito tedesco scricchiola. Per anni la Germania è stata raccontata come la maestra d'Europa, efficiente, ordinata, produttiva. L'Italia invece sempre dipinta come il problema. Oggi il copione cambia. Come osserva Stefano Cingolani sul sussidiario.net, il governo Merz è costretto a un piano da 34 riforme. Tagli fiscali da 10 miliardi, pensioni, meno burocrazia, misure per lavoratori e imprese. Merz promette un grande balzo in avanti, ma quel balzo non si vede. La crisi tedesca ci riguarda. Se si inceppa il motore industriale d'Europa, anche l'Italia deve guardarsi allo specchio. Il vecchio modello europeo non basta più tra export fragile, energia cara, dipendenza dalla Cina e transizione elettrica gestita male. La lezione è semplice. Dopo il PNRR non basteranno bonus, sussidi e spesa corrente. Servono infrastrutture, ferrovie, strade, reti digitali, energia, difesa, industria. Servono cantieri, non comitati del no. Se persino la Germania prova a liberarsi dai lacci, l'Italia non può restare prigioniera dell'immobilismo. Tecnici assaltano la democrazia. L'Europa teme il voto popolare. Quando i popoli votano come piace ai salotti europei, si chiama democrazia. Quando invece crescono le destre, quando avanzano sovranità, confini, sicurezza, tasse più basse e identità, spuntano tecnici, banchieri centrali, fronti repubblicani e salvatori dall'alto. Nicola Berti sul sussidiario.net racconta il caso francese: deficit alto, debito in crescita, Macron indebolito, sistema senza maggioranza solida e campagna per l'Eliseo attraversata dall'ipotesi Christine Lagarde. Profilo perfetto per l'Europa dell'apparato: BCE, Fondo Monetario, tecnocrazia e popolo da convincere a non sbagliare voto. Il punto è politico. Chi decide davvero, il cittadino o l'apparato? In Francia il sistema teme Le Pen, Bardella, Mélenchon e ciò che esce dal centro autorizzato. Così immagina un'operazione dall'alto, simile a quelle viste in Italia con Monti e Draghi. Berti parla di un possibile fronte repubblicano contro gli estremismi populistici. Tradotto: se chiedi confini, sovranità, sicurezza e meno diktat europei, diventi un problema da neutralizzare. Ma più l'Europa prova a blindare il voto, più rafforza le forze che dice di voler fermare. E con questo si conclude il TG di Radio Libertà. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani, stessa ora e stesse frequenze. A presto. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato